Si inaugura oggi lo stand di Veneto Agricoltura. Andiamo a intervistare il suo direttore, Federico Caner. Direttore, buongiorno. Qual è lo stato dell'agricoltura in Veneto? Quali sono i settori che crescono e quali altri invece rallentano? Direi in generale i numeri dell'agricoltura del 2025 che presentiamo oggi sono numeri positivi, con un'agricoltura che cresce a 8,8 miliardi, quindi molto di più rispetto al 2024. È anche vero che è un'agricoltura a chiari e scuri, nel senso che abbiamo dei settori che crescono molto, penso ai sistemi legnosi, in particolare la viticoltura con una crescita del 7%, penso anche alla zootecnia in particolare legata al mondo della carne, anche se dobbiamo dire che questa crescita è legata molto ai valori, anche per effetto dell'aumento dei prezzi, delle derrate agricole in generale, e poi però abbiamo dei settori che sono in difficoltà, penso a una parte della frutta, penso alla pesca, con il settore dei molluschi bivalvi, le volvole in particolare, che per effetto dei cambiamenti climatici, granchio blu e muffe che si sono verificate sul territorio, ci hanno portato ad avere una produzione praticamente annullata. Ecco, quindi l'agricoltura è un'agricoltura che, se la guardiamo da un punto di vista così superficiale dei numeri, è positivo. Se poi entriamo nel merito vediamo dei settori che trainano e dei settori che sono in difficoltà. Penso alla bilancia commerciale, che ha avuto un meno 350 milioni di euro, anche se le esportazioni sono aumentate, ma sono aumentate di molto anche le importazioni. Quindi questo è il dato dell'agricoltura veneta nel 2025. Qual è lo stato oggi dell'agricoltura in Veneto? Quale settore cresce e quale altro invece rallenta? Se parliamo in termini di valore, in termini di fatturato, i settori che nel 2025 sono andati meglio, si sono comportati meglio, sono soprattutto i settori legati all'allevamento, quindi l'allevamento bovino, siamo il terzo posto a livello nazionale, l'allevamento di tacchini, l'allevamento avicolo, siamo al primo posto nazionale e comunque, nonostante le produzioni siano state abbastanza stabili, hanno avuto un incremento grazie appunto all'aumento dei prezzi di mercato. Sono andato bene anche il latte, soprattutto nella prima parte dell'anno. In questa fase finale i prezzi stanno decisamente calando, mentre male sono andate soprattutto le produzioni frutticole. Purtroppo il clima primaverile, le eccessive piogge hanno danneggiato i fiori e di conseguenza la produzione è stata molto carente, nonostante alcuni abbiano manifestato dei prezzi in aumento, ma non sufficienti, diciamo, a corrispondere a dare l'adeguato fatturato alle imprese del settore. Sono andati male anche i cereali autunno-vernini per via appunto delle piogge, e molto meglio invece i cereali primaverili estivi, perché tutto sommato dal punto di vista meteorologico il tempo ha tenuto e la produzione, le rese sono state elevate, anche se il prezzo non sempre, a parte il caso del mais, ha tenuto pure come hanno tenuto le quantità.